Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, mondiali impossibili, Ucraina, Senegal. Vai che andiamo. Vediamo di riuscire a fare attenzione. Mettiamo Marlos. Va bene, anche Burda è morto. Ok, vai. Andiamo, sarà importante perché veramente l'occasione è una ghiotta di più. Questi mondiali impossibili maledetti. Vi diamo il Vai. benvenuto ai quarti di finale. Mancano tra Benvenuti poco alla le Johan ultime Cruyff posizioni Arena e si rimaste in comincia gara sono quarto di finale 9. storico. Due L'Ucraina ha squadre già fatto una per volta il titolo nel biombino. 2006, Due si ma scontrano oggi questa in è questa un'altra storia. splendida cornice. Entrambe Con sperano di Oplianka risvegliarsi domani con la sensazione di avere già un piede sul podio. stiamo Purtroppo buoni. però l'accesso alle semifinali è aperto solo a una delle due formazioni. E allora scopriamo insieme chi la spunterà. Scopiamo insieme, no? Anche no, Fabio, ti voglio bene, ma... Abbiamo la fortuna di parlarvi da uno dei templi del calcio olandese, ma la Johan Cruyff Arena è anche molto più di questo, grazie ai tanti eventi Ok, extracalcistici che ospita durante l'anno. buonissimo Malinowski. Ah, non Mi si pare distende che, purtroppo la Ukraine, riprendendo le no. parole No, la dell'allenatore beffa Rossi, atroce, no sia l'atroce, iniziato non a Niang, Niang no, convincersi eh. che la formazione abbia raggiunto il suo livello massimo. E però adesso sta a lui fare in modo che questo accada. Beh, credo che entrambi i commissari Ottimo. tecnici stiano semplicemente cercando di mantenere alta Dai la con il cuore. concentrazione dei propri giocatori. Sono sicuro che gli allenatori abbiano fatto tutto il possibile affinché le squadre raggiungano la forma migliore nel momento che serve. Vogliono evitare cali di tensione. La mente deve essere al No, 100% su questa mamma mia, partita. inizio un po' così. L'arbitro ha Inizio già un po' dato il via così di pronto. Ucraina-Senegal. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Portiere roba Io tua. punto sul predominio fisico di Mané, un'ala estremamente prolifica che sfrutta la sua Sì, velocità Mané è per abbastanza superare il diretto pericoloso marcatore. Marlos. Sarà fondamentale il suo apporto negli ultimi Andri, 30 metri. Andri, lancia Junior Moraes. La dà con Oplianka, il cono, il cono. Il cono! Ah, vai! Mamma mia Junior, la merda umana. Allarga il gioco a destra. Scodella in avanti. Riceve un pallone interessante. Occhio, Si Mané! Il portiere si rischio. oppone. No, Meglio no, difendere sti il regali, pallone. mamma mia. Meno male, Malinowski, errore, stiamo giocando male però, tanti errori. È davvero una bella serie. Può concludere. Non stiamo giocando per niente bene. Ecco la scelta del Bravo. portiere. E Andri la prende, ma poi la sbaglia. Lungo passaggio in avanti. Bell'intervento difensivo. Non è facile questo quarto, le squadre africane sono sempre insidiose. Sheva, Zinchenko. Zinchenko, si distende Scambia il suo Marlos. pallone. Vai Marlos. Dai uno dei nostri, mamma, qua Sheva non ci Preciso arriva. tocco Oplianka. Zinchenko con Oplianka. Fuori Possibilità di gioco, tiro. Nite Junior è una cosa L'arbitro indegna, è una conferma che il tiro merda. sia fuori gioco. Non ne azzecca una. Il portiere la calcia lontano. Non ne azzecca veramente una. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. La Occhio. palla entra in Aia. area. Passaggio intercettato. Mamma mia che sofferenze, raga. Ecco il tiro. No! Ma finora se non erro non abbiamo neanche mai preso gol, però fioi, stiamo soffrendo come cani. Il portiere fa la cappella. Mamma mia. Qua serve Andri. Finora marcatissimo Sheva. Ok. Ci prova. Altra chance. Se siamo avanti così sicuramente non andiamo in semifinale, Ottimo salvataggio. Il portiere ha risposto Butko. presente quando c'era bisogno di Marlos. lui. Intervento pregevole.
L'arbitro ha ravvisato l'irregolarità. Ma com'è? Vai Cono. Bianca riceve la palla. Andrei. Vai Junior. Ma non ci credo. Ma le cicca tutte. Ma è una merda. Ma no, basta. Fine il primo tempo lo togliamo. Sono rotti i maroni. Mamma mia. Giocata Che interrotta, cesso di devono uomo. essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Tanti errori oggi, Palla a Koulibaly. Koulibaly. Famoso Punteggio di Koulibaly. 0-0, una partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Entrambe le squadre si sono spesso proposte in avanti. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Mostrano Non un stiamo buon giocando controllo come del al gioco. solito. Junior che fa schifo. Shevchenko Sheva. può andare alla conclusione. Sheva recupera, bravo Marlos. Marlos Brandos. Zinchenko. Prova la botta. Ci ho provato. Libera tempestivamente. Marlos. Zinchenko. Andri. Può essere l'occasione per Sheva. Mamma mia come l'aveva messa. Occasione Che per il giocatore. contropiede. È con Young. Bravissimo Ottima pressione Butko. la sua. Palla Dai, stiamo un po' premendo adesso. Konoplyanka. Zinchenko. Ha la possibilità di andare verso la porta. No, ma Junior è no, è una roba illegale da quanto è Prova a scarso. realizzare il gioco con la verticalizzazione. Kouyaté. Zinchenko recupera. C'è la palla lunga in avanti. E ancora Junior Moraes che non arriva mai. Giocatore scandalosamente scarso. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in più di attacco. Ciao deficiente. Non una brutta partita in ogni caso. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. Siamo È noi. vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. L'azione è già ripresa. Dai, sveglia però. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio. Dai, per fio, vincere la Konoplyanka. partita. Lo spettacolo migliorerà. Cisankov. Passaggio sulla destra. Pallone lungo. Shevchenko! Riprova una cosa abbastanza impossibile. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative Esce Niang, siamo tutti più tranquilli, mamma. Che giocatore di merda. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato Tacco per mettere in indecente. confusione gli avversari. Ci mette il fisico. No, questo non è mai fallo in 52 stati però. Netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ok, vai. Vai Zizankov. Vai Cono. Prova a giocarla in profondità. Alza la palla in profondità. Questa è brutta, sul ti prego compagno. portiere, ti prego. Mamma mia, cosa ha preso un po' a caso. Colpo di testa. Che sofferenza però, stiamo giocando veramente non da squadra, eh? Non possiamo sempre sperare in Sheva. La gioca in profondità. Di forza. Niente. Decidono di giocarla all'indietro. Sceglie il lancio lungo. Mamma se l'è dura. Ma ne è più veloce. Crossa il pallone a centro area. Va di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non Qua serve Andrei. Avevano intervento scorretto. Fallo, porco. Direttore di gara. Zinchenko. Ottimo il fraseggio. Ottimo direi. L'avversario ha avuto la meglio. Prova con la palla lunga. Attenzione Mané, per fortuna non ci arriva, però partita veramente brutta.
Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Keita può dare la scossa che Eccolo serve qua. ai suoi. C'è bisogno Mamma della mia, sua fermato per Andrei mettere in difficoltà la purtroppo. difesa. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per 10 Vai entrati, Tsigankov. ma non ha avuto fortuna. Cross in mezzo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. No, attenti, speriamo, guarda adesso è dura. Attenzione a Keita Valde. No. Fallo, calcio di punizione. Keita si libera la grande. Portiere, Cross. bravo. Vai Zinchenko e la riperde subito. Mamma mia, che male che giochiamo. Qui marcatura asfissiante. Non riesce a mantenere il possesso. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Si dorme. Cross. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Si fa largo con grande determinazione. Palla al centro. Occhio, gol gol. Intercetta il passaggio. Mamma mia, non riesco neanche a commentare, ragazzi. Siamo in una sofferenza inaudita. Il Senegal ha cercato l'azione manovrata, ma non sono Ma- arrivati no, in vabbè, ma porta. che e alla cazzo fine hanno i è solo questo giocatori? che conta. Che Marlos è andato. Anche se fuori foro mettiamo Yarmolenko. E al posto di... Proviamo così, tanto c'è poco da fare. Prova a verticalizzare. La squadra non gira. Fioi. E l'arbitro assegna un Pallaccio, calcio di rosso. Vogliamo il rosso. Dai una spizzata. Andrea al volo! Mamma mia! punizione. Con la difesa ben piazzata. Ci ha provato. Come gioca in campo. Magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. 77esimi supplementari si avvicinano. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Keita, E occasione. zitto. Allora No. deve concludere. Prova a tirare. Sì, è gol! Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Appena detto. Una conclusione assolutamente imparabile. Il Senegal ci punisce. È mosso cazzi. Il mondiale è iniziato meravigliosamente. Sta finendo malissimo. Sono 2 i gol per lui in questo. E il direttore di gara decreta Che un beffa calcio di atroce. punizione. Palla intercettata. Beffa atrocissima. Sheva purtroppo non è bastato, ve l'avevo detto che i sorteggi del girone erano una cosa. Sicuro Solo che in fase perdiamo di un'occasione. Andrei, niente. Fermato da chiunque oggi. Fermato da chiunque. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi. Vai troppo. Andrei. Vai Sheva. Vai Sheva. E trova il compagno. Niente, non c'era nessuno in mezzo. Poi zio povero. Zio povero. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. 4 minuti. Ennesimo. Vabbè, ma... Sì, vabbè, ma è da rosso questo. Il direttore di gara Vai. sventola il cartellino giallo. Va bene. Questo è un fallo dettato dalla poca lucidità che si ha a fine partita. Tutti marcati. La stanchezza, anche la paura di non riuscire a portare a casa il risultato. Bellissimo! Ti prego, tira! E gol! E gol! All'87esimo! All'87esimo Matvienko! Mamma mia! Bravo! Situazione di parità. Matvienko! perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Siamo ancora vivi. Lungo passaggio in avanti. No! No, guarda il culo! C'è fallo. Ah, ma com'è? Mamma mia, che sofferenza. Adesso la spizzata della vita. Andrei l'aveva anche presa, cavolo.
Ma non Squadra in basta. avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Fisso Fallo. come dire Oh per no, il basta. punizione. Bella spizzata della vita. Eccola qua la spizzata della vita. Cerca la profondità. Sì, qua si è aperto una cosa Seleziona abbastanza i impossibile. secondi. Nostra, roba nostra. Marziale. E manca un minuto. Facciamo succedere qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Palla al centro. Scemo di testa Tutto fuori. bello, ma la conclusione non va a segno. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Marcatura stretta su Andrei. Hanno paura, ragazzi. Hanno troppa paura. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si va ai tempi supplementari. Che sofferenza. Si va ai tempi supplementari. È stata una partita combattuta. Tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto. Zero cambi. Non capisco perché non ti mettono con supplementare. Vai. Anche questo secondo tempo si rimane in una situazione di parità. Adesso vedremo chi avrà Vai. la forza per vincere la partita. 30 minuti per non andare ai rigori che sono pericolosetti. Bella apertura. Sceva per Yarmolenko che non è in forma, però almeno è più fresco. Lunga, in verticale. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La palla viene rigiocata. Bellissimo Sceva! Gol! Uomo assist Andrei e segna Zigankov. Boom boom, 2-1. Situazioni come queste le sai sfruttare Azione quando- bellissima qua, eh? Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi Tacco secondi. strepitoso. Il risultato Gol! è previsto. Siamo vicinissimi alla prima semifinale del mondiale, impossibile. Perché l'Ucraina è la nostra squadra, abbiamo già vinto parecchie volte con l'Ucraina in diversi giochi, però attenzione alla spizzata brutta. No, guarda che bavosi, eccolo qua. Cosa ha preso? Cosa ha preso Piatov? Mamma mia che miracolo. Parte loro dopo il gol subito. Devono Miracolo continuare senza un senso logique. Da solo, palo. Qualcuno ci vuole bene, da solo palo, mamma mia. tutti possono sbagliare. Qui secondo me Qualcuno si è ci fatto vuole sopraffare bene. dalla Bisogna tensione. chiuderla, è dura. Pallone lungo in verticale. Bravissimo Zinchenko. Cercano l'azione Zinchenko si invola. E la dà a Kovalenko. La mette sulla sinistra. Il Kova. La mette in mezzo. Non proprio un E bel qualcuno passaggio. fa suo questo pallone in mezzo. Keita. Aia, roba nostra, perfetto. Non impensierisce la difesa. Ma la recuperano gli africani. Benissimo. Azioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. Finalmente si sono resi conto che devono limitare i danni a tutti i Bravo costi. Sceva per Fino ad Yarmolenko. ora si marcava con troppa Yarmolenko per superficialità. Zinchenko, lunga. L'estremo difensore la calcia. Primo tempo andato 2-1, non ha segnato Sceva ma ha fatto un assist degno del miglior Ricosta. Sorprese, a giudicare dal gol, non se l'aspettava Ma c'è tensione. nemmeno sugli spalti. C'è molta tensione. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Zinchenko. L'arbitro ha di nuovo fatto No, auto assist di Malinowski. Entrambe le squadre non hanno lesinato energie, ma c'è ancora da giocare. Kovalenko. Bel numero del Kova. Ci vuole l'autografo di Sceva finale, il timbro. La firma finale. Dalla zona rossa. La mette in avanti. È fuori Offside Andrei. Il portiere la spedisce su. Occhio. Zinchenko. Ci mette No, la il stava fisico dando, ti e prego, no conquista il adesso. pallone. No, adesso. Ok. Questo è fallo, non ha No, dubbi. che ladri. Bravo, mamma mia che intervento. No, non sbaglio proprio tu, no, proprio te Andrei. È davvero una bella serie di passaggi questa.
contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso Si è inevitabile. tenuto le palle però, Cartellino giallo per lui. Contrasti duri, partita 114esimo. sentita, non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Prova la soluzione. No, ma guarda che bavosi! Scatta verso il pallone. Non ci credo. Colpisce Non ci... il pallone. Non è riuscito a trovare il gol. Sono tutti in avanti loro, ovviamente. Uomini in area di rigore non sono comunque riusciti a realizzare. Bella, la spizzata della vita, era proprio sbagliamo. Conquistato palla. Bisogna che tenere palla Calcio adesso. lungo del portiere. Fischia arbitro, andiamo a casa. Andiamo a casa. Qualche istante sarà E comunque tutto avremo altre 2 partite da fare. Ottimo. Semifinale o terzo o quarto posto o finale. Yes! Non c'è più tempo. Siamo in semifinale. Mamma mia raga, mamma mia. Adesso la squadra sembra anche in crescita. Luca, ti aspettavi una rimonta? Incredibile. Sono queste, Fabio, le vittorie che danno... Matienko veramente ci ha regalato a lui tutto, perché quel gol al 90esimo è stato fondamentale. Cosa fanno? Non si sa. Invece poi alla fine ce la fai. Oggi Sheva non ha segnato, ma è arrivato un grandissimo assist per il 2-1 di Come Zigankov. c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio Che di dire raga, piazzamento. pazzesco. Pazzesco, siamo in semifinale raga. E adesso però sarà Ucraina-Germania e Argentina-Francia. Quindi adesso solo big in questi quarti di semifinali. Siamo noi, diciamo, la sorpresa. Per continuare così, vediamo classifica goals. No, schema di gioco. Ancora. Classifica gol, c'è Sheva 6, Messi 5, Fekir 4 che ha già vinto 2 volte, mi sembra. Attenzione, no, Fioi. Kadewere dello Zimbabwe a 3 gol, così quasi la prossima squadra dello Zimbabwe. Assist Benasser, che l'hanno fatto forte, eh. E uno del Vietnam, addirittura Tran Minh Yang. Bene. Zimbabwe show comunque. Raga, un saluto del comandone veneziano. Alla prossima. Ciao.